Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Vi ricordo che essendo venerdì poi c'è Trieste d'Arte, che oggi vi porta a visitare una mostra che è allestita presso la Sala Comunale d'Arte. Nostra ospite in questa puntata è la professoressa Cristina Benussi, che torna a trovarci. Era un po' di tempo, per dire la verità, sì, che non ci vedevamo qua. Con la professoressa Benussi parleremo della premiazione del premio Stuparic organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti. Il premio è arrivato alla seconda edizione, se non mi sbaglio, e le premiazioni si sono svolte credo una decina di giorni fa, anche qua. Sì. Allora, siccome noi abbiamo fatto un servizio su queste premiazioni, facciamo vedere questo servizio, così entriamo direttamente in argomento e poi approfondiremo con la professoressa. Il mio racconto in realtà vuole essere un invito ad avere speranza e fiducia nel presente, nel futuro, negli altri, anche in noi stessi, perché nasce in realtà da un'esperienza personale, dal fatto che ho notato che spesso nei dialoghi tra persone si mette sempre in evidenza l'aspetto negativo dell'esistenza, qualsiasi disgrazia che accade, invece tutto ciò che è di positivo è come banalizzato, messo in secondo piano. Ginevra Padovana si è aggiudicata il primo premio al concorso letterario Gianni Stuparic, promosso per il secondo anno dal Circolo della Cultura e delle Arti. L'incontro con i ragazzi che si sono aggiudicati i riconoscimenti è stato anche un'occasione per comprendere meglio i pensieri dei giovani. Ma partiamo dai temi presenti negli elaborati. Il rapporto tra generazioni fatto in forma di dialogo, quindi come dire sono due interlocutori che in qualche modo dialogano sul giovane che ha delle qualità e l'anziano che ne ha altre e dovrebbero in qualche modo andare insieme, ma anche sull'ansia del futuro. E poi ancora sull'omofobia, ecco, anche qui tratto però da immagini della letteratura classica, da quelle dantesche a quelle di Platone, quindi direi che sono tutti temi che pescano in un repertorio scolastico citato come fonti, ma che poi vengono immediatamente attualizzate. Argomenti in alcuni casi spinosi, come quello dell'omosessualità, sono trattati alla luce dei propri studi, laddove altri si sono misurati con la necessità di far incontrare due generazioni differenti. Avendo fatto il liceo classico, appunto, ti insegna una cultura che ti porta ad un'apertura mentale. E quindi diciamo che ho sempre approcciato i problemi o comunque le varie situazioni guardandole da una prospettiva più aperta magari, non chiusa. Gli anziani o comunque le persone che hanno un'età maggiore, superiore alla nostra, si ritrovano nella condizione di magari pensare di aver già vissuto un tipo di esperienza, dunque capaci di consigliare al giovane la strada giusta, dunque il giusto modo di procedere, e dall'altra parte il giovane invece che vuole sperimentare, anche lui vuole intraprendere la sua carriera, trova negli anziani un limite, una sorta di blocco che... Su tutto resta la soddisfazione di aver potuto comunicare il proprio pensiero e di essere stati letti e conseguentemente ascoltati. Io credo che sia molto bello avere la possibilità di esprimere le proprie idee in questo modo e anche avere la possibilità che qualcuno le legga, le riconosca, diciamo, perché magari non è facilissimo, soprattutto ad una giovane età, riuscire a far sì che le proprie idee, i propri pensieri vengano anche accolti magari da persone adulte che tendono spesso ad avere magari pregiudizi nei confronti appunto della gioventù. Allora, questo è il sunto di quella serata e lei stessa lo aveva fatto notare, no, professoressa? Ci sono parecchi elementi, due mi sembrano quelli che hanno caratterizzato il maggior numero di elaborati, cioè l'elaborazione, anzi in realtà è uno solo, ma comunque sarebbe l'elaborazione di esperienze personali o comunque di esperienze sentite
alla luce dei propri studi, che mi sembra abbastanza interessante. Allora direi, questi ovviamente sono racconti molto ben curati, molto ben fatti, ma da persone molto giovani che si sono confrontati con i testi ma non si sono ancora confrontati con la vita, hanno più sentito dire che altro. Quindi i grandi autori, se vogliono diventare grandi autori, dovranno fare ancora un percorso. Però c'è da dire che il confronto avviene su un doppio livello, almeno leggendo con attenzione questi temi, perché da una parte c'è il confronto con i coetanei, sempre, dall'altra parte però c'è il confronto con la famiglia, con le persone più anziane di famiglia. E devo dire che mentre è abbastanza ovvio che tra coetanei si possa parlare in maniera aperta e in maniera anche, diciamo, linguisticamente omogenea, c'è forte, ma molto forte, avvertito il bisogno di avere un interlocutore in famiglia, cioè la figura del padre riemerge come padre amico, ma come colui che alla fine può dare un contributo fondamentale per la scelta, per esempio, di una facoltà, o anche per una rassicurazione verso il futuro. Per esempio c'è un tema, quello che ha vinto, che è calcato sul Decamerone, ognuno racconta una novella, no? Quindi è un tema, diciamo così, letterario, vuole essere letterario. Però il personaggio è il padre di una ragazza della stessa età, quindi probabilmente lei stessa, angosciata dalla guerra. E quindi, non avendo esperienza di questo, chiede al padre che cosa si possa fare per avere fiducia nel futuro, sostanzialmente. Quindi questi incontri generazionali tra padre o nonni addirittura e disquisizioni e dibattiti invece tra persone della stessa età, ma allora c'è il filtro della letteratura. Ok. Ecco, direi che fanno di questi lavori dei lavori molto impegnativi, molto seri, data l'età, sono sedicenni, diciassettenni. Perché a chi è riservato È riservato agli under 30, ora abbiamo avuto anche qualche autore più adulto, verso i 25, ecco così, però la freschezza, la curiosità, l'incertezza, anche le domande venivano dagli adolescenti. Sì. È curioso anche, e lì però credo sia più argomento di sociologia, se vogliamo, il fatto che queste generazioni hanno a disposizione, virgolette, l'esperienza dei genitori, ma anche l'esperienza dei nonni, come posso dire, per più tempo di quanto ne abbiamo avuta noi, perché insomma c'è l'allungamento, cioè, inutile andare. Credo sia curioso anche questo, no? C'è un doppio rapporto con l'adulto in famiglia. Esatto. C'è sicuramente questo elemento che consente loro di avere 2 o 3 tipologie di visioni del mondo. E poi devo dire che qui siamo in una nicchia, perché sono studenti di liceo che quindi leggono i testi, e all'interno degli studenti di liceo sono quelli che scrivono, quindi è una combinazione molto fortunata. Ecco. Sono dei giovani che fanno parte della grande categoria dei giovani, ma sono un po' diversi, insomma, rispetto all'iconografia del giovane sdraiato, no? Quello che sta sui sì, in Cina lo chiamano così, il giovane sdraiato. Si riesce a capire, magari forse anche questa è una domanda più che richiama anche la sua esperienza di docente universitario, si riesce a capire che cosa riescono a leggere in periodo scolastico, cioè quali, detta in termini proprio anche volgari, a quali autori arrivano, perché c'è sempre quell'idea che per tutta una serie di, anzi fondamentalmente per una sola ragione che si chiama Promessi Sposi, ci sia una sorta di, come posso dire, di quasi di tappo rispetto a tutta una serie di autori che a scuola magari sicuramente noi non riuscivamo a fare. Se arrivavamo a Pirandello era già grasso che cola rispetto a... Immagino che si sia spostato un pochettino più in là l'asticella, ma fino a quando in genere? Ma dipende un po' dall'insegnante, qui più che dai ragazzi, evidentemente.
Ci si sta spostando verso il romanzo del secolo scorso, perché ormai il Novecento. Il problema è cosa raccontare degli anni 2000, ecco, a scuola. Fino al Novecento, insomma, i grandi classici, diciamo da Svevo come inizio secolo, ma poi anche alcuni romanzi neorealisti, alcuni classici in qualche modo della letteratura, Levi per esempio, ecco, tutti autori o comunque romanzi che hanno a che fare con un'attualità rivisitata, quindi quando c'è il giorno del ricordo, il giorno della memoria, è chiaro che si leggono un po' quegli autori, anche perché ci sono dei conferenzieri che vanno nelle scuole, però anche molto Ottocento francese, soprattutto Teresa Raquin per esempio, è un testo che loro leggono tranquillamente perché magari lo interpretano come giallo, però lo leggono. E la cosa interessante è che molti vanno in biblioteca civica a prendere i testi, si vede l'etichetta, sì, perché forse a casa non li hanno più, a casa c'è poco spazio, quindi tenere libri che non si usano forse è molto dispendioso, e quindi vanno in biblioteca, cioè almeno questa fetta di ragazzi che frequenta o il classico o lo scientifico, o anche il Carducci, quindi tipo più sociologico. Quello una volta era magistrale. Una volta sì, appunto. Quindi, ecco, però leggono e si confrontano, ma questo è evidente anche dai racconti stessi, perché c'è dentro Pasolini, c'è dentro Saba, cioè ci sono anche degli autori novecenteschi che evidentemente a scuola hanno studiato. Lei ha detto prima una frase che si sente spesso e che io non posso non pensare che delle volte è anche un alibi, no? Cioè dipende dall'insegnante, non dovrebbe essere così, o quantomeno diciamo è bene che sia così, perché poi si conoscono, però secondo... Dipende dagli insegnanti in un doppio senso, e anche dalle famiglie evidentemente, e anche dai compagni, un po' da tutto, ma la domanda era a scuola, quindi però l'insegnante più che far leggere i singoli testi deve incuriosirli, no? Deve spingere a una lettura autonoma, a dei testi, e questo non lo posso controllare, non lo so perché non entro nelle loro dipendeva, se vogliamo. Però ecco, volevo dire questo, che però ci sono attualmente molti corsi di aggiornamento fatti anche da persone esterne, per cui l'insegnante li organizza in qualche modo, li organizza, fa venire persone che parlano, ci sono poi adesso una serie poi di ausili audiovisivi che permettono anche di semplificare in qualche modo il testo, di renderlo più attrattivo, pur rovinandolo qualche volta, e quindi l'insegnante può essere una guida proficua, non tanto per leggere in classe, anche per leggere in classe, ma soprattutto per indirizzarlo. Per esempio un testo come Stuparic, Un anno di scuola, questi l'avevano chiosato addirittura. Quindi... Poi è stato anche quest'anno quell'ottimo spettacolo del Teatro Stabile. Sì. Quindi, però ecco, l'idea dell'insegnante che incuriosisce, parliamo di insegnanti logicamente delle scuole. Io per esempio, devo dire la verità, io ho avuto la grande fortuna di, come si dice, di avere come insegnante di lettere al Dante la professoressa Caranfa, che credo abbastanza autonomamente rispetto anche al mainstream dell'epoca, si fermò un mese su D'Annunzio, cosa che all'epoca non era bello. Non era. Scherzo, naturalmente. Tanto è vero che io in terza liceo autonomamente mi misi a leggere Il Piacere, che è stupendo, con grande curiosità da parte, mi ricordo, di mia mamma, dice: ma leggi D'Annunzio? E ho detto, mi ha incuriosito, eccetera. Perché poi c'è anche questo, no? Come diceva lei, sta nell'insegnante anche, come dire, spostare l'accento su determinati autori che magari per tutta una serie di ragioni possono essere non più popolari o scomodi magari, ma è anche un termine di comodo. Ecco, però il discorso, ne abbiamo già parlato, però secondo me vale la pena tornarci giusto un attimo. Il discorso di questi artisti, perché vale anche per l'arte figurativa, sotto certi aspetti vale anche per il cinema, di questi artisti che poi scompaiono, nel senso non se ne parla più. Guttuso
poco se ne parla a livello di storia dell'arte. Moravia adesso si riprende un pochettino, però ci sono stati c'è stata una ventina d'anni in cui di Moravia si parlava poco, niente. Io ho riletto la Ciociara di recente, qualcosa di straordinario, ancorché si potrebbe discutere molto sul fatto che Cesira possa avere quei pensieri, però insomma poi anche Lucia, anche Lucia poi se vogliamo, però nel mondo del cinema per esempio c'era un certo periodo in cui non si parlava quasi mai di Pietro Germi. Elio Petri è diventato una sorta, anche per chi, insomma, non so se i ragazzi che studiano cinema adesso hanno una chiara idea di chi fosse. Perché succede questo? Sono mode? Per Moravia glielo posso dire in maniera molto disincantata, perché Moravia è stato uno dei grandi manipolatori, era un uomo di potere dentro l'industria culturale, non dimentichiamo che è un'industria quella della cultura, non c'è dubbio su questo. Quindi appena è sparito dalle scene, beata l'ora, calato il silenzio, beata e sono perché insomma questo era un personaggio, poi ultimamente insomma recitava se stesso, quindi così, ed è stato un romanziere grandissimo, perché lei citava la Ciociara ma anche la Romana e soprattutto gli Indifferenti. Insomma, Indifferenti sono un testo veramente cardine nella storia della letteratura italiana, che ha anticipato tutto un filone esistenzialistico e insomma è antiborghese dentro il fascismo, quindi ha fatto un'operazione anche coraggiosa, ha pagato di tasca sua la pubblicazione, non la voleva pubblicare nessuno, poi ci ha guadagnato, ha recuperato, diciamo. Dove, mi è venuto in mente adesso, semmai c'è uno dei pochi diciamo connubi cinema letteratura che funzionino, credo che Il Conformista sia qualcosa di assolutamente eccezionale da tutti i punti di vista, insomma. Allora i ragazzi dunque leggono di più, insomma c'è qualche... Mi verrebbe da chiedere, chi legge di meno? Ah, questo non lo so dire proprio, chi legge di meno dentro... Non lo so, non ho fatto studi sociologici su questo. Sì, è più una domanda. Però insomma, le librerie, sai, il problema non è quanto si legge, ma come si legge. Perché un romanzo strepitoso, ma questa è la teoria di Umberto Eco, che leggeva Charlie Brown e sembrava di leggere Schopenhauer, perché lui riusciva, mentre invece chi legge Schopenhauer o qualcosa del genere, un romanzo anche complesso, tira fuori la trama, perché io ho sentito più volte dire che Renzo si era innamorato di Lucia o che Petrarca era un guardone perché andava a spiare Laura da dietro la siepe mentre faceva, quindi non è tanto appunto cosa si legge ma anche come si decodifica, come si sistema, ecco, il mondo che l'autore presenta in alternativa a quello reale o critico su quello reale. Poi chiaro che alcune categorie non possono leggere perché non hanno gli strumenti per farlo, ma non è una colpa, questo purtroppo è un limite del nostro sistema culturale. Bisognerebbe offrire a tutti la possibilità minima di accedere a un testo letterario, dargli delle strumentazioni appunto minimali che però lui poi può approfondire. Ecco, questo è un discorso che anche la critica letteraria dovrebbe porsi, insomma, rendere accessibile un testo a chi non necessariamente deve saperne, insomma, come io non so niente di medicina, insomma, però. Allora, è noto, nonostante che la prossima stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia sarà aperta da una nuova versione della Coscienza di Zeno. C'è una storia abbastanza divertente, io ero da mesi sapevo che questo sarebbe stato il titolo, mi avevano chiesto non dirlo prima, aspetta che ci sia la conferenza stampa di presentazione, allora io dicevo la mia coscienza mi impedisce di dirlo, coscienziosamente aspettiamo, quindi se qualcuno magari ha accolto, poi dopo il direttore Valerio in una conferenza stampa se l'è lasciato scappare, per cui sappiamo
che questo aprirà. Io so anche chi è l'interprete, ma questa volta non lo dico e nemmeno faccio giochi di parole. Questo lo so anch'io. Diciamo che è un attore che sta meglio, ma questo vabbè. 100 anni dalla pubblicazione della Coscienza di Zeno. Allora, io devo dire la verità, con mia grande sorpresa, conoscendo anche il rapporto che i triestini hanno con i loro, con gli altri triestini, io ricordo che un giorno siamo andati a fare una diretta in Piazza Ortis e io ho una copia in più della Coscienza di Zeno e ho detto la porto con me, se trovo uno che non l'ha letta gliela regalo, eccetera. Mal me ne colse perché abbiamo trovato quella volta parecchie persone che l'avevano letto e che anche avevano detto no, a me è piaciuto, eccetera. Al di là di questo, che può essere un dato anche cronachistico, se vogliamo, probabilmente è il romanzo del Novecento dove c'è tutto quello che c'era prima e dove per certi aspetti c'è tutto quello che sarebbe venuto dopo. Eh sì, certo. Allora, tutto quello che, se posso rispondere, come no? Tutto quello che c'era prima è in parte tutto l'impianto naturalistico, nel senso della precisione del dettaglio, della descrizione della malattia, della caratterizzazione del personaggio e così via. Tutto quello che c'è dopo, a parte, diciamo così, la critica, l'attacco all'ipocrisia borghese, ai costumi, ma questo era un fatto già diciamo così accettato e già ovvio per qualche misura. Ma il fatto veramente nuovo è l'uso del tempo, il tempo fluttuante della coscienza di Zeno. Perché il romanzo, si sa, è una costruzione in cui l'autore può giocare coi tempi, ci può essere flashback, ci può essere un'anticipazione, ci può essere un'entrata in media res, ma alla fine i conti tornano, cioè il romanzo si dipana su un arco temporale che è facilmente ricostruibile dal lettore. Sì. In questo caso no. Sì, è vero. Il tempo, cioè i romanzi sono i capitoli, sono capitoli tematici, ma non corrono in maniera parallela lungo l'arco del tempo. Ma questo perché? Questa è la grande genialità, secondo me, proprio dell'autore, perché la memoria influisce sul presente e il presente influisce sulla ricostruzione che ne fa la memoria. Non fa come Proust, non ricostruisce la cattedrale del ricordo, ma la scompone continuamente. Per cui è un personaggio che cambia e resta uguale nello stesso tempo, perché promette di fare delle cose che non fa, ma poi torna indietro, ripromette, rifà. L'ultima sigaretta è sempre l'ultima, perché lui pensa sempre che c'è la possibilità di rifare appunto questo percorso e alla fine capisce che il suo problema, che è questa nevrosi, questa malattia immaginaria, non potrà mai essere risolto, perché il tempo va indietro e va avanti, ma non ha una direzione precisa. Sì. E lui non sa oltretutto che cosa sia, quale sia la direzione da prendere, non lo sa. Lo sa il lettore forse, ma neanche, ma il personaggio sicuramente no. E quindi c'è questa possibilità di un romanzo di essere infinito, di essere letto in maniera, diciamo così, da non arrivare a una fine. Non c'è la morale, la storia c'è evidentemente, ma non secondo i criteri classici. Quindi è proprio l'uso fluttuante del tempo che rende il personaggio così inattaccabile, no? Lui si sente un eroe, si sente buonissimo perché fa delle promesse di non tradire più la moglie, di smettere di fumare, di aiutare il cognato, però immediatamente dopo, non essendo convinto che quello sia il percorso corretto, che altri sono i problemi della vita, sbaglia, ma poi promette di nuovo, quindi è sempre innocente. È chiaro poi che la psicanalisi, di fronte al vero problema di Svevo, cioè il problema della morte e il problema della catastrofe che attende l'umanità, cosa può fare la psicanalisi? Non può che prendere in giro quindi il suo psicanalista. Tra l'altro la descrizione ogni romanzo di Svevo, ogni romanzo insomma,
come si dice, ogni romanzo, gli altri sono racconti magari, ma ogni romanzo di Svevo ha una descrizione di una morte e sono descrizioni, è brutto dirlo, assolutamente straordinarie. Certo. Cioè proprio la madre in una vita, la sorella in senilità e il padre nella coscienza di Zeno escono di scena, diciamo, utilizziamo un termine, veramente in maniera indimenticabile. Infatti, questo è un po' appunto il frutto anche della scuola naturalistica, no? Sì, lì sembra, sembra Verga o Zola se vogliamo. Certo. E Zola lo ha letto più di Verga, sì, sicuramente. Germinale di Zola, per esempio, è un libro che dovrebbero leggere i giovani, secondo me, perché è un libro veramente sognato. Sì. È d'accordo con me? No, se la pongo così, so che lei è gentile. Io sono sempre più convinto, non ho le prove se non in un certo modo, che Woody Allen abbia letto La coscienza di Zeno, perché in alcuni film, detta così, in quelli in cui si ride meno, ma nel senso migliore del termine, è impossibile non pensare che ci sia stata questa lettura. Questo non l'ho, però Woody Allen è l'erede di Chaplin, cioè è il filone ebraico, sono così tutti. Sì. Sono così tutti, la cultura ebraica di cui Svevo evidentemente, cioè essendo ebreo, era impregnato, quindi questo essere doppio, questa capacità di prendersi in giro, di autoironia. Infatti, ma è tipicamente Yiddish. Mi veniva in mente due definizioni, due battute, una di Billy Wilder che dice la situazione è drammatica ma non seria, certo. E una, insospettabilmente, perché accostare a Italo Svevo Mel Brooks può sembrare strano, però quando lui dice aspettatevi il meglio ma preparatevi per il peggio, c'è anche quello, secondo Certamente, me. C'è anche quello. Svevo cita moltissimo nei testi in maniera indiretta proprio dei modi di dire ebraici, per esempio il perseguitato, lui durante il viaggio di nozze con Augusta, la moglie di Zeno, compra il giornale da una parte e poi si è dimenticato di uno, vuole andare all'edicola per prendere un'altra. Dice no, perché sicuramente lui penserà che questo gliel'ho rubato. Sì, c'è questa idea. C'è questa idea dell'essere in qualche modo ostacolato dalla sorte. Allora, se è vero che, adesso insomma, ragioniamo proprio per così, se è vero che diciamo nei confronti di Svevo c'è questa simpatia, perché non si riscontra a livello, se vogliamo, già epidermico, ma perché per esempio Saba non è così popolare? Ma intanto Saba aveva un carattere terribile, faceva di tutto per non essere popolare in qualche modo. Ma non è forse soltanto, anzi sicuramente non è soltanto questo. La poesia, a meno che non sia la poesia di una celebrità che ha vinto Nobel, ripeto, è sempre un'industria culturale che in qualche modo prevale. Ecco, è un po' più difficile, cioè a Trieste sicuramente Saba lo si legge, anche altrove, ma nelle antologie certamente non sempre c'è Saba, mentre Svevo è ormai un must del Novecento. E Svevo ha avuto la fortuna di avere dei critici internazionali. Il caso Svevo è scoppiato a Parigi, Joyce, Valérie Larbaud e Benjamin Crémier, e da noi Montale, cioè voglio dire Bobby Baslen, e anche diciamo nel seguito della tradizione critica è stato sempre al centro di scuole di pensiero di primissimo livello, che sono riusciti a organizzare congressi, convegni, traduzioni, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, cioè un autore che sicuramente ha avuto un'attenzione maggiore e un rapporto con i media molto più forte rispetto a Saba. L'Ernesto forse ecco, è quello, il pezzo per postumo, no? Sì. Ecco, sì, il canzoniere piace ma a pezzi, è bellissimo ovviamente, non è che sto dando un giudizio di merito perché il canzoniere è una cosa veramente da leggere, rileggere, meditare. Però ecco, vede, Saba ci crede alla psicanalisi, è un po' più ebreo anche lui, ma non per parte di padre, conta la madre però, quindi lui è ebreo a tutti gli effetti, ma lo viveva con sofferenza questa condizione.
E poi certamente la poesia ha un pubblico sicuramente più limitata rispetto a quella del racconto. Ecco, c'è da dire anche che probabilmente è ben vero che Ernesto a parte poco si conosce del Saba prosatore. Certo. E il Saba prosatore, insomma, il ciclo degli ebrei mi sembra. Cioè sì, gli ebrei sì, sono 8 racconti. È sì. una roba una più bella dell'altra. Una più bella dell'altra, anche perché lì spiega le radici, no, della sua nevrosi, cioè il perché a un certo punto odia la madre, perché insomma poi questo viene fuori alla fine, gli ha spezzato la giovinezza, l'ha messo a lavorare presto. Saba non era bravo a scuola assolutamente, ha fatto un pezzo di nautica, ha cambiato diverse volte, poi ha fatto il garzone, insomma è un personaggio abbastanza curioso, ha gestito dei cine hall a Milano, ha fatto un po' di tutto nella vita fino a che si è acquietato con la libreria antiquaria, ma lì era un bravissimo commerciante, perché lui dava i prezzi a fortuna che da Bologna e da Firenze gli procuravano, e organizzava insieme a Giotti, che gli faceva le illustrazioni per le sue placchette, organizzava placchette rare per poterle vendere a maggior prezzo, quindi era un bravissimo commerciante. Sì, sì. Senta professoressa, secondo lei su quali autori triestini o della zona sarebbe il caso di soffermarsi con maggiore attenzione di quanto non sia stato fatto fino ad ora? Quarantotti Gambini, Pierantonio Quarantotti Gambini, di cui adesso c'è un piccolo revival. Anche Mondadori ha pubblicato parecchio. Sì, si è pubblicato parecchio, ma lui rappresenta la Trieste solare, la Trieste en plein air, rispetto invece al grigio di Svevo, insomma gli interni grigi, bui di Svevo, e l'altra Trieste. E la Trieste del mare, dell'Istria, no? del Mandracchio, così. Quindi penso che Quarantotti Gambini potrebbe avere davvero, in questo clima un po' edonista in cui viviamo, oltretutto lui è stato tradotto cinematograficamente da grandi registi, cioè pensiamo a Giraldi, La Rosa Rossa, pensiamo alla Caldavita, ma anche, non ha avuto molta fortuna, ma anche L'Onda dell'incrociatore è stato tradotto dai francesi in un film. Quindi... E credo poi abbiano fatto anche di recente uno spettacolo al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dell'Onda dell'incrociatore. Certo. Se non mi... Quindi direi che questo potrebbe essere un autore che poi se n'è andato anche presto, tra l'altro. Sì, è morto giovane. E quindi questo morto anche improvvisamente giovane, sì, ha avuto una vita abbastanza avventurosa. Sì. Allora, professoressa, siamo in chiusura. Volevo solo... il premio torna il prossimo anno, probabilmente, quindi è ancora troppo presto per parlarne e sarà poi comunicato alle scuole, eccetera. Prossime iniziative del Circolo della Cultura e delle Arti, che tra l'altro penso che proceda nella digitalizzazione dell'archivio, che è un'opera a cui sta dietro Paolo Quazzolo, che è gigantesca e di un'utilità e anche di una curiosità, se vogliamo, anche per quanto riguarda curiosità, eccetera, è incredibile, insomma. Infatti, per quanto riguarda la letteratura, io sto procedendo a fare dei piccoli video sugli autori triestini. Quindi abbiamo appena finito appunto Quarantotti Gambini, il prossimo sarà Stuparic, inevitabilmente. Il padre fondatore, e così via, un po' alla volta, per produrre, diciamo così, delle informazioni, delle visioni, delle documentazioni sulla letteratura triestina in maniera più accessibile anche a chi non ha tanta voglia di mettersi lì a leggere un saggio critico. Quindi CCA ha questo compito un po' di rendere più semplice o più accattivante l'approccio a temi letterari per quanto riguarda la sezione che io dirigo, che è quella di letteratura. E poi adesso la prossima manifestazione è una conferenza, dibattito, incontro su due personaggi che si sono conosciuti, Mascherini e Biagio Marino, erano tutti e due parte del CCA, e ci sarà una conferenza dibattito a Sistiana alla casa Mascherini, quindi vediamo di fare delle cose interdisciplinari. Professoressa, grazie per essere stata con noi, è sempre molto piacevole parlare con lei. Noi ci vediamo con Trieste in diretta martedì
martedì alle ore 18, sì per forza, e adesso invece c'è l'appuntamento con Trieste d'Arte, visitiamo una mostra che è visitabile in Piazza Unità in Sala Comunale d'Arte. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.